Allora, tra mal di pancia e soddisfazioni, un bilancio. Mal di pancia è quando si fanno le liste e quindi anche tante persone per bene non sono entrate. È chiaro che crea delle tensioni di mal di pancia, però poi si guarda avanti, bisogna portare a casa un risultato importante, soprattutto per il Veneto, soprattutto per l'amministrazione Zaia, per Luca Zaia, per portare avanti quell'autonomia che serve a questo Veneto per superare questo momento di crisi ed essere di traino anche alla stessa Italia. Ho cercato di fare delle liste con delle brave persone, soprattutto ascoltando Matteo Salvini quelle che sono state le sue direttive di mettere delle persone giovani, di mettere delle persone competenti, di mettere degli amministratori e quindi delle persone che avessero già un'esperienza amministrativa che serve molto per fare politica, soprattutto in quel di Roma. Sul nominale è stata una scelta condivisa nei vertici nazionali e con quelli io non discuto. Poi sul proporzionale le scelte sono dei singoli partiti, le hanno fatte come meglio pensavano e credevano, qualcuno non lo condividiamo per niente, però insomma oggi va così, questa è un'elezione che con due velocità, il proporzionale e l'uninominale. Sul proporzionale non possiamo parlare, sull'uninominale abbiamo detto la nostra. Luca Zaia ha vinto il referendum, ma sarebbe scontento perché i suoi candidati non ci sono. No, siamo tutti candidati di Luca Zaia, ivi compreso il sottoscritto che è rimasto a casa. Bitonci non è stato candidato nell'uninominale di Padova perché il nostro obiettivo è quello di ricandidarlo a sindaco di Padova.